Grazie. Signore e signori, Danilo Scintu. Pronti, bravissimi. Buonasera, buonasera. Diamo un applauso ai Narcao 3 che sono stati così bravi a ultimare il loro ciclo di canzoni prima di questa splendida serata. Voi avete capito che oggi è una serata un po' speciale perché non è soltanto con la musica. Oggi stiamo aspettando Zio Vivioi da Solarusa che sta arrivando con la sua Apigeda. Zio Vivioi è quel personaggio che arriva con la sua Apigeda proprio, ed è una persona anche molto molto simpatica. Io chiedo che nessuno salga sul palco perché su questo palco ci sono dei cavi elettrici ed è molto pericoloso stare qua su. Che succede? No, ho appena detto che nessuno può stare sul palco, per cortesia, non può stare lei sul palco. Facciamo un applauso! No, non applaudite perché non può stare nessuno. Mi scusi, lei non può stare sul palco. Karaoke ne fate? No, karaoke non ne fanno, quelli fanno a calasetta. Senta, per cortesia. Voglio cantare una canzone, quella che fa lasciatemi fumare col mio cannone in mano, lasciatemi fumare il canapone indiano. Tarara. Vi è piaciuta? Fate una cosa. No, non dovete applaudire perché non può stare tu nessuno. ci suoni la batteria. Tu il scusa, basso e tu la chitarra, va bene, ho scelto io, Allora, non può stare sul palco lei. Ascolti, non ti presento subito. Chi è? Sono Dablo, il grande per gli amici Dablo, presidente del Mantininca Club, le scimmiette motocicletta. Ci riconosciamo dal tatuaggio della scimmia, ce l'abbiamo qui. Io non vedo nessuna scimmia. Vuol dire che è scesa a mangiare la banana, oh. Vabbè, non incominciamo, per favore. Facciamo una festa oggi qua. Abbiamo una festa e se non ti dispiace... Io sono uno che organizza le feste. Davvero? Ma stai scherzando? Sentiamo. Io sto organizzando la festa di Capodanno. Ah, accidenti, ma sei in anticipo? Signora, non deve dire perché lo dico da prima, e quest'anno a Capodanno niente droga e niente spinelli. Ah, questa è una detta da te è una cosa seria. Bravi, facciamo un applauso a questo Dablo, Bravo. Prima consumiamo quella dell'anno scorso. No, non te lo permetto. Sul palco non si dicono queste cose. Fiorello dei poveri. Vabbè, com'è? Non si dicono queste cose. Ma io organizzo feste anche serie là. Davvero? Per esempio a Natale ho fatto una festa, non l'ha mai fatta nessuno. Ho fatto presepio vivente unico al mondo. Accidenti, poi guarda che lo fanno anche qui a Sant'Antio. Ma non come il mio però. Perché il tuo cosa c'è? Io anziché mettere muschio metto foglie di marijuana. No. E vedi le pecorelle funghie commenti campana. I due re magi sembravano i Bee Gees. Ma non erano tre i re magi. Ma uno è morto però. Dei re magi? No, dei Bee Gees. E basta. È morto quello che portava la birra. Ah, proprio quello. Proprio così che piace. Certo, A un certo punto con i miei amici ho fatto questa festa, abbiamo fatto il canna party, no? Canna party, cioè? E ti fumo una canna e party. Ah, tu sei in volo, sei sempre in via. Certo. A un certo punto mi sento sirene di polizia arrivando, mi giro a avvisare i miei amici, occhio che c'è la pura! Tutti scappati se ne sono. Scappati? Tutti, anche questo drogato. No, Ma no. perché te ne sei scappato? No, scusate, Perché te ne sei scappato? Dai. I problemi vanno affrontati, l'hai Certo, capito? ma solo- E da trubo, guarda, si vede che c'è la faccia da I drogato. tuoi amici erano pronti, l'abbiamo capito. State pronti, io li ho affrontati da solo, mi sono messo così di petto e ho affrontato i poliziotti. Dai, e com'è andata? E alla fine mi hanno caricato. Ah, cavia sta dogo. Quelli erano in due, io ero da solo. Mi hanno portato via con uno di quei furgoni tutti chiusi che non vedi a nessuno, non puoi neanche salutare. Ah, sì, certo, col cellulare. No, con la mano. No, il furgone cellulare, intendo Il io. furgone, c'era quello vabbè. che guidava il furgone, tutto facendo lo spiritoso. Gli ha detto al collega che è morta la zia, no, però mia zia prima di morire ha fatto felici 10 persone. Hai sentito anche come? Ha detto che a uno gli ha dato il rene, a uno il cuore, a uno il fegato, a uno il polmone. Attenzione. Ma aspetta, ma tu stai scherzando? Quella è una santa donna, quella è una donatrice, ma scherzi? Ascolta, mia sorella dà una cosa sola, lo sa quanta gente fa felice. No, non è possibile. E a volte anche due. Dai. E qui c'è anche gente che la conosce. Aio, per favore, signor Tu Dablo. residente, Antonello, non si ne conosce. Aio, ma per favore. Comunque, alla fine questi due poliziotti, voi non ci crederete, e non mi hanno portato in questura. Io in questura non c'ero mai stato in tutta la mia vita. Ma secondo me tu dovresti essere residente in questura. Questura. Come arrivo nella questura, c'era un ufficio grandissimo con una vetrata gigante, mi sembrava la posta. C'era anche la postina, sembrava fatto apposta. Dai. Mi ha detto, si sposti che sono indisposto. Gli ho detto, a me che cosa me ne frega se tu sei indisposto? Mi ha detto, ragazzino, per piacere parla dal buco. E che cosa ti devo dire? Ma non da quel buco, cretino, lei intendeva dallo spioncino. Ascolta, ognuno c'ha dai. il buco suo, io c'ho il mio e tu c'hai il tuo. Alla fine comunque tutto parlando con la questurina abbiamo fatto amicizia. Che stai facendo?
E abbiamo anche fatto piricoccola. Piricoccola, cioè? Abbiamo fatto l'amore. In questura? Solo che mi è toccata pagare la SIAE. Ma cosa c'entra la SIAE? Perché quella ha cantato l'inno di Mamela, no, Fratelli d'Italia. Te caspita, fratelli che ci sono scelti da sempre. No, questo ragazzo è montato, tu sei molto montato. Io ho montato, là che io ho la- cominciato da piccolino. A fare che cosa? A fare il piricoccola. Dai, davvero? Mi ricordo quando avevo 6 anni, un giorno mio zio mi ha detto, Dablo, è arrivato il momento di parlare di sesso. Dai, così piccolo. Ho detto, va bene zio, cosa non hai capito? Che ti lo spiego subito. Sì, Io ho preso tutto da mio babbo. Ah, sei figlio d'arte. Mio babbo era uno dei più grandi cuccatori a livello mondiale. Alla grande, allora. No, questo ragazzo è bipolare. Perché stai piangendo adesso? Che è successo? Mio babbo non c'è più, se n'è andato. Dai, vi ha abbandonato. No, è Kerpausi, non da comprendere. Accidenti. È morto proprio quando lo stava facendo. E che lavoro stava facendo? Lo stava facendo piricoccola. Proprio in quel momento. Signor, c'è poco da ridere. Se l'immagina se suo marito che anda Dai, appunto a per lei favore, dai. Poi voglio essere di mio Dai. babbo. Che a mio babbo gli abbiamo fatto un funerale grandissimo con una tomba gigante e una scritta piccolina. Ah sì, l'epitafio, certo. Come è venuto se n'è andato. No. Ciao babbo, questo applauso è per te. Tutto per te. Facciamo un applauso a questo padre, facciamo un applauso anche a Dablo che ha bisogno di essere incoraggiato. Accidenti. Beh, com'è andata per E alla questura? fine mi hanno tutto cominciato a incasinare questo casietto, ma sei chi sei, chi non sei, dove stai Questura. andando, da dove stai venendo. Normale. Lei mi sei, si Boccendi. Cosa Boccendi? Dablo, fermo un attimo, in questura è normale, Sì, ti fanno le questo- domande Sì. classiche di routine, si chiamano le generalità. Ma c'eri anche tu c'eri. Ma cosa Me c'entro l'ha detto io? quello che era di Ma generalità. certo, era. sono le domande classiche, Sì. ti fanno sempre le solite domande, ti avranno chiesto il E nome, infatti io gli ho detto, mi chiamo Dablo, il cognome, grande, nato, a Cannes, residente. a Cannigione. Sempre tutto lì siamo, Vabbè, poi cosa ti chiedono? Ah sì, generalmente chiedono sesso? Sesso grande. Cosa grande? No, perché devi dire la verità se non ti denunciano. Ma Quindi cosa- gli ho detto la verità, sesso Ma grande. no, Dablo, si dice, si tratta di M o F. No, è chiselle. Aspetta, ma perché tu c'hai MOF? Ma cosa c'entro io? Ma guarda che qui a Sant'Antio con minimo di chiselle non le trovi. No, dai. Ma veramente, Roberto De Sì, c'hai chiselle extra large. Fatene un applauso Facciamo a un Roberto, grazie. applauso. Accidenti, tutti tu le sai, è Ma stai incredibile. scherzando? Comunque veramente alla fine insomma. mi sono scocciato di tutte le domande. Io veramente penso, voi non vi scocciavate di tutte queste domande che ti fanno. Certo che- Come mi sono scocciato, visto c'era la moto del poliziotto parcheggiata, l'ho presa e sono partito a una roda, ragazzi. Ma stai scherzando? Hai rubato la moto al No, poliziotto? io non l'ho rubata, l'ho presa. È uguale. No, se la rubi stai rubando, ma se la prendi stai prendendo. è diverso, Sono certo. due cose diverse. Come ho preso la moto che sono partita a una ruota, a un certo punto il poliziotto si è messo davanti, mi voleva fermare. Diceva Sasusu da Parau e Fresau. Come si è sollevato mi ha detto, oh scemo, ma non ci vedi? Da caspita, non ci vedi che da pubblicare un imprego? No, Non ci è vedi. Comunque ho con quella moto un casino là, perché poi ho avuto anche un incidente e ne sono entrato anche in coma Anche in là. coma, sì. Ho cominciato a accelerare di brutto, a un certo punto mi ha attraversato la strada un gattino. E l'avrai evitato. Certo che l'ho evitato. Era un gatto sardo. Ma non esiste un gatto sardo che... No, era il gatto con i gambali, praticamente un gatto. Aio! Continua a accelerare e mi attraversa la strada una donna vecchia. E quella l'avrei schivata. No, questa mi veniva da schifo, ma dopo 100 anni. Non si spostano neanche se le paghi. Gli ho fatto fendinebbia, bagliante, clacson, non si è spostata, commenti di Susu, gli ho fatto il tatuaggio Pirelli in testa. Infatti stava andando dalla parrucchiera, ma no, grazie, figlio mio, ma si già sentato, doca, vai crocadia, vai, tagasta, Gesù. Continua a accelerare, a un certo punto mi sono visto il passaggio a livello e si stava chiudendo. Ho detto, vai Dablo, ce la devi fare. Cosa Dablo ce la devi fare? Lei ti devi fermare. No, ce la devi fare, vai prima che si chiudino di struppi a Zaburo e te se ne. Comincia a accelerare di brutto, arrivo davanti al passaggio a livello, chiuso. No, e c'ho ragione, ti sei fermato. Io mi sono fermato. Io ho lanciato la moto sotto al passaggio a livello e mi sono catapultato in triplo salto mortale. Ta! Di nuovo in sella alla moto. Sempre una roda, E nel mentre è passato anche il treno, infatti controllo, ma no, biglietto. Da caspita, biglietto che adesso vendo un altro viaggio, la sapere. In quel momento che torno in sella alla moto, era una ruota, mi giro e vedo questa tipa buona qua, quella bionda che c'è, Vabbè, era dai, proprio facci lei. da fare così. Ma buona! Dai, vabbè, C'era mollami. proprio buona gusta. Gli ho detto, ciao fragolina, ti posso mangiare? Ma no! E sa pudria dia, donta. No. Ragazzi, a me di no non me l'ha mai detto nessuno. Però siccome che era troppo bellina, ho continuato a accelerare una ruota, a un certo punto, boom!
un golpe con il palo della segnaletti che sono caduto. Oh, sei entrato in coma Ma proprio... da come? Il paletto mi ha fatto riga e mezzo tirate all'indietro. No. Il coma è arrivato dopo che ne è arrivata l'ambulanza. Cosa stai dicendo? Sarà venuta per salvarti. Vai a salvarti, vienta gente che vi ha fendi di rocinio, vienta. Non sapevano né come mi hanno caricato nella barella, si sono dimenticati di legarmi. Come ti mi ci vianta in buca in dente s'ambulanza, sono caduto a terra e mi sono rotto scragiovato. Mi sono fatto male più dopo di prima. Come parte l'ambulanza comincia a correre dopo una autista. Oh, Mickey Sbilli. La che mi sono salvato prima non è che lo kerpai, prova a rallentare, Pacupa. E me ne esce un'infermiera con passettino da giaguaro. No, tutti a te capitano. Legge. Ah, legge. Brutta come la fame, c'aveva i peli del braccio, ce l'avete presente il cinghiale? Uguale. C'aveva i capelli vari da scopa nel turbino. Le orecchie, 2 parabole. Io ho detto, ma prendi anche te le regioni. E si è messa a ridere, gli ho visto i denti. Dai, come erano gialli? Gialli, arancioni! No. Se ride nella strada in macchina si rallenta, tagasta. Per favore. Me la son guardata di controluce, gli ho visto le tettine, non c'aveva neanche la prima, veniva a retromarcia, ragazzi. Esagerato. No, là che non sto scherzando, proprio brutta, questa se mangia il sofficino, mica le fa il sorriso, vado da prangi, Si è avvicinata da me e mi fa, come va? Una litata micidiale, anestesia totale, mi culo, comma. Dai, non ci credo. Sei entrato in coma per via Mi ha dell'alito. fatto così là, come va? Fritto misto. Calamari, me li ha dati il Calamari comitato. Facciamo un applauso allora al comitato di Nostra Signora. Di Bonaria, Accidenti. Io già lo so che quando uno ti dice una storia così, che tutto che è entrato in coma e che ha avuto una storia, ti viene anche da ridere, ma Beh, certo. quando ne entri in coma c'è anche poco da riderla. È terribile. Perché quando ne entri in coma è l'offio, Ci credo. poi quando ne esci dal coma è ancora più l'offio. Cosa stai dicendo? Ma cosa stai... Scusa, tu sei ancora un po' confuso. No, sei confuso tu. Ma quando entri in coma, sì, è terribile, Vedi certo. mia mamma piangendo, mia sorella piangendo, sì. mia zia piangendo, mio zio piangendo, ma mia zia, perché mia zia si è separata, si è messa con un altro Dablo, zio. aspetta. Però stava piangendo anche quello lì. Mi senti? Fermo, non mi interessa la genealogia, Stavano ascoltami. piangendo tutti. Va bene, l'ho capito, stavo dicendo, ascoltami bene. Quando uno entra in coma è terribile, ma quando ne esce è una festa. No, non è una festa. Certo che è una festa. No, non è È una chiaro festa. che Tu deve in essere- coma sei mai entrato? No, mai. E Genosa sta anni ma come da Ma me. ricanda, Sanna, fammi toccare. Ragazzi, quando ne entri in coma è ancora più l'offio perché non ti funziona più la storia. Ho te l'ho capito, ecco perché certo uno che entra in coma non si ricorda la storia di come... No, non è che non ti ricordi, è che non ti funziona la storia. Scusa, ma di quale storia stai La parlando? storia chicca, Chicca? E chicca, tua sorella me l'ha battezzata così. Ascolta, io sono figlio unico, guarda. Ah, è figlio unico, scusa, sa via sta due travestiti. No, e basta. Ascolta, io ho fatto di tutto per far riprendere a Chicca. E ho fatto veramente di tutto, mi hanno detto di tutte le cose, un mio amico mi ha detto, ascolta, comprati i giornaletti di quelli... No, ci sono i Di quei bambini. giornaletti. Fermo, perché ci sono i bambini. Qui, ragazzi, qui sta parlando di Tex, Zagor, Paperino, Topolino. E infatti c'era anche il Topolino. Sono arrivato a casa, mi sono sfogliato 15.000 pagine di hard. No. Controllo a Chicca, pariato a Big Bubble. Che schifo. Molle, non si premiera, manca da pagare. Aio. Allora gli ho detto al mio amico, oh, là sapete che i giornaletti come non funzionano, con me ci vuole l'immagine che si muove, l'hai capito? Sono andato e mi sono comprato televisore 2000 pollici. Esagerato, non esiste. È un cinema, veniva un domo. Un cinema. Videoregistratore con 800 testine, 4000 immagini in contemporanea e tutte le videocassette hard che ci sono in commercio, tutte, dalla prima all'ultima. Bene. Mona Pozzi, No. Cicciolina, Non dirle. Anna Oxa, Cristina D'Avena, Ma tutte. cosa c'entra Cristina D'Avena? Quella è Cristina una- D'Avena ha fatto un film, mi sembrava San Francesco. Ma appunto una Appunto, parlava con gli uccelli, Oh. Ragazzi, arrivo a casa e mi guardo le cassette dalla prima all'ultima, controllo a Chicca. Ce l'avete presente la tartaruga? Quando vai che la vuoi toccare si nasconde. Poi... Mi ha fatto così. Gli ho messo anche una foglia di lattuga davanti, niente, non ne voleva sentire. Sì. Alla fine ho detto basta, mi gioco la carta vincente. E cosa hai fatto? Ho invitato un'amica mia a casa, che bravo. però non vi posso fare il nome. Beh, certo, per la Maria privacy. Borgo. No.
Ma perché non ti fai gli affari Non si tuoi? dice, Non hai capito scusate. che c'è la privacy della gente? Non puoi parlare di queste Non puoi cose dire della queste, gente. dai, beh, Ma ragazzi. sei sempre tu, ti devi drogare di Dai, meno, non hai basta, capito? dai, vabbè, non l'ha Io sentito lo so, ma nessuno, questo, dai, non l'ha- picchialo. dai, vabbè. No, dagli un pugno. Dai, bolla. Che miseria, Dai, non l'ha cazzo. sentito nessuno, Non dai. volevo fare il nome io, Non cazzo. si fanno i nomi. Comunque l'ho preso il telefono, l'ho chiamata subito, gli ho detto pronto Maria, vieni su. Asco, l'ha detto lui, non ho vabbè, dai, Ho detto finito. Maria, vieni subito a casa che ti devo parlare. Come ho chiuso il telefono mi hanno bussato alla porta. E chi era il postino? No, Maria. Maria. Conosce il mito, vedi questo fammi. Non vedeva l'ora, gli ho detto stai ferma lì che già ti chiamo io quando arriva il tuo momento. E sono rimasto da solo, nella mia stanza a contemplare quello che stava per accadere. Avevo alla mia destra la bandiera gigantesca del Cagliari, alla mia sinistra il quadrettino di Gigi Riva e davanti a me a Conchereletto il poster gigante di Vanna. Banda Osiris. Vanna Marchi. Vanna Marchi. C'è poco da ridere, Vanna si è salvato a tutti. su. Cosa stai dicendo? Vanna vi ha salvato a tutti, l'avete fatta arrestare. Perché io mi sono invocato a Vanna e gli ho detto Vanna, ti prego. Hai cazzo una buncia? Come avunce? Il comitato... Ci vaga su gomita, non ti preoccupare. Vanna, ti prego Vanna, salvami, perché Chicca non vuole più sapere di funzionare. A un certo punto ho sentito una voce che non capivo neanche da dove ne veniva, che mi fa, vai Dablo, sei guarito. Ma sono guarito davvero, vai tranquillo figlio mio. Ah, parli anche il sardo. E dove l'hai imparato? In carcere. In noi canti zacca, buon cammino, vero? Sì. Lo so, ma sono guarito davvero, tranquillo figlio, sei guarito. Io non ci volevo neanche credere. Infatti ho dato uno sguardino a Chicca per vedere se era vero. Era sempre una cingomma. Vanna Marchi, sì. Aspetta signore, non si va più su freno, perché non era una Biggie Bubble, era una Brooklyn, la gomma del ponte, fermi! Mi sono sollevato subito, ho chiamata Maria e gli ho detto Maria, sali adesso prima che do il ritotto come ti viene. Come l'ho vista che è salita in cameretta, ho preso le chiavi e le ho buttate per terra. No, non puoi aver buttato vabbè, le chiavi. mi sono cadute le chiavi Neanche per terra. cadute. C'era un mazzo di chiavi interno su un manco di via. porco. Gli ho detto Maria, siccome sono a mal di schiena 3 giorni, non è che poi raccoglie quelle chiavi che ci sono per terra. E si inchina a raccogliere le chiavi e Chicca, visto la scena, è partita da sola. Zoom! E vedevi la scena, Chicca e Maria e Chicca. A un certo punto Maria via da Chicchendi. Mi sono spostato, le ho lasciate da sole perché erano troppo belline. Alla fine della storia ho sentito bravo Dablo, ce l'hai fatta. E chi ti ha fatto l'applauso? Vanna Marchi mi ha anche fatto l'applauso. Ciao Sant'Antioco, ciao. Andare su Vumu. È stato rare Sandrea Dori a Vezza. Ma ragazzi, c'è pago maledetto.